Treviso. Buongiorno, bentrovati telespettatori di Antenna 3 e dunque anche oggi una edizione straordinaria e una diretta non stop per aggiornarvi sulla situazione coronavirus in Veneto, per darvi tutte le informazioni in tempo reale e le informazioni certe. Questa è la cosa più importante, informazioni certe e verificate in modo da potervi informare senza appunto destabilizzare, insomma senza avere il timore di trovare notizie, e questa è la cosa più importante sottolineata in questi giorni anche su internet, sul web, sui social, dove si rincorrono voci, domande e perplessità. Dunque anche oggi una lunga diretta per rendervi conto di quanto accade, e subito allora prima di collegarci con Ilaria Marchiori e prima ancora di sentire il governatore Luca Zaia con una intervista di questa mattina davanti alla sede della task force regionale, vi diamo conto allora dell'aggiornamento alle 6:30 di questa mattina ufficiale, questo è molto importante, l'aggiornamento ufficiale dei contagiati in Veneto, che come vedete anche nella scritta del titolo di questa edizione straordinaria sono 58, quindi sono aumentati di 13 unità rispetto alla cifra con la quale ci eravamo lasciati ieri sera al termine della giornata. 58 nuovi casi, rimane il cluster, come si suol dire, più esteso, quello del comune di Vo Euganeo, che è anche l'unico comune sottoposto alla cosiddetta blindatura, all'isolamento ed è cosiddetta zona rossa, dove sono 33 i casi. Poi confermati gli altri cluster Dolo Mira e riferito all'ospedale di Mirano con 4 casi. Il cluster dell'ospedale di Venezia con 4 casi, il nuovo cluster è quello di Limena in provincia di Padova con 7 casi, e poi c'è il cluster di Treviso, perché come sapete ieri la morte, la seconda vittima del coronavirus in Veneto, la 75enne trevigiana, fra poco vedremo il servizio. E in più un nuovo caso che riguarda invece un medico della geriatria che adesso è ricoverato a Padova, lo sentiremo fra poco. Ci sono poi 8 casi da associare ad un cluster. La cosa importante da recepire, quindi 58 in totale, è che come sempre, e ve lo diciamo e continuiamo a ripetervelo, molti di questi casi sono asintomatici. E quindi si tratta solo di pazienti che hanno il virus ma non hanno i sintomi e sono dunque in isolamento a casa. E a questo proposito facciamo nostre anche le frasi del Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, che dice: essere positivi al tampone non vuol dire essere malati, anzi la stragrande maggioranza di quelli risultati positivi non si ammalerà e molto probabilmente quando verrà ripetuto il tampone si negativizzerà. Quindi questa è una cosa molto importante da recepire. Avere il virus non significa essere malati. Nella maggioranza dei casi presenti non è così. Purtroppo poi, come sappiamo, e l'abbiamo ripetuto all'infinito, ma continueremo a ripeterlo, il virus, che ha una bassissima letalità, è però molto contagioso e può influire negativamente e pesantemente su chi ha già gravi problemi di salute. Allora vediamo subito le parole fresche di poco fa del governatore Luca Zaia e poi ci colleghiamo subito con Ilaria Marchiori. Allora, Luca Zaia, il governatore Zaia poco fa a Marghera. Sono 58 casi oggi e il bollettino ci dà che questi 58 casi sono 13 casi di contagiati più di ieri, ma ricordiamo ai cittadini che per noi il contagiato è anche l'asintomatico, cioè il cittadino che non ha sintomi e non sviluppa la malattia, ma però al test ha avuto il dato positivo. I 13 casi in più si distribuiscono ovviamente con purtroppo il fatto negativo del decesso della signora di Treviso, che è morta non di coronavirus ma con il coronavirus, è bene a ricordarlo, perché aveva una condizione di salute assolutamente cagionevole e pregiudicata. Alle famiglie diciamo che i cittadini non sono numeri,
che c'è la massima attenzione, però bisogna anche non diffondere il panico. Noi abbiamo l'attenzione non perché il virus abbia un'alta letalità, questo non è un virus che è altamente mortale se vogliamo parlare scientificamente, la mortalità è sotto l'1%, però rischia di intercettare persone che hanno una salute già pregiudicata da altre patologie importanti, soprattutto di età importante, tant'è vero che le persone con più difficoltà, che sono nelle terapie intensive, che sono nelle rianimazioni, sono persone che ovviamente sono gli over 70 e con condizioni ovviamente complicate. Stiamo lavorando e stiamo vedendo i dati per capire se reiterare e se sì come reiterare, quindi ripresentare l'ordinanza sulla chiusura delle scuole, i grandi eventi e quant'altro. E ci stiamo muovendo su molti fronti, e un fronte è quello di riunire nuovamente domani, oltre alla task force, anche i riferimenti come i medici di base, i farmacisti e in molte realtà le professioni infermieristiche, molto altro ancora, gli ordini professionali. Stiamo facendo squadra e abbiamo dei vantaggi. Il primo che su mia volontà qualche anno fa si sono fatte delle scelte importanti, le malattie infettive, i dipartimenti in ogni provincia, e dall'altro vorrei ricordare l'altro aspetto che non si dice mai, che qui in Veneto siamo stati i primi a avere la ricetta dematerializzata. Che cos'è? È la possibilità di visitare, di sentire un paziente per il medico di base al telefono, di non farlo venire in ambulatorio a prendersi altri virus oltre a quelli che potrebbe avere, di non farlo andare in ospedale e fargli trovare direttamente i farmaci nella farmacia, perché non deve avere nessun pezzo di carta. Questa è civiltà e anche tutela per i cittadini. Le parole dunque del governatore Luca Zaia davanti alla sede della task force regionale, dove in questo momento vedo la nostra Ilaria Marchiori che è insieme a Paola Barbato. Sarà un'altra lunga giornata. Ilaria, allora che novità? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo proprio qui davanti alla centrale operativa della Protezione Civile a Marghera, dove è stata istituita l'unità di crisi e dove si continua a monitorare la situazione passo dopo passo, minuto dopo minuto, anche insomma alla luce di quanto abbiamo appena sentito nelle dichiarazioni del governatore Zaia, con questi 13 casi in più che quindi salgono in totale a 58, ma abbiamo avuto anche delle rassicurazioni appunto da parte del governatore. Domani alle 12 proprio qui nella sede della Protezione Civile ci sarà questa task force dove si discuterà e si farà il punto della situazione proprio alla luce di quello che è successo a quel punto dopo 24 ore a partire da adesso, e quindi si cercherà anche di capire se sarà il caso di reiterare l'ordinanza che è stata data e quindi di proseguire anche la quarantena, di tenere appunto le scuole chiuse, di evitare manifestazioni. Un'altra dichiarazione però che è giunta proprio poco fa dal governatore Zaia, questa è molto importante anche perché andrà a rassicurare la cittadinanza e chi in questo momento si sente spaesato e anche spaventato, perché ha annunciato l'assunzione immediata a tempo indeterminato per ben 215 figure professionali della sanità proprio per far fronte a questa emergenza. Si tratta di 100 infermieri professionali, 80 operatori. Scusateci, ma c'è un vento che veramente è molto forte qui questa mattina. Dicevamo 100 infermieri professionali, 80 operatori sociosanitari, 20 assistenti sanitari, 10 tecnici e 5 autisti che vengono distribuiti nelle diverse ULSS proprio sulla base delle esigenze che sono emerse negli ultimi giorni. Questo dunque è quanto ha dichiarato finora il governatore Zaia. All'interno della sede stanno continuando a discutere, a fare tutte le valutazioni del caso, perché come abbiamo visto proprio in questi giorni anche nel corso delle nostre lunghe dirette, la situazione si modifica continuamente e mano a mano. Nel frattempo ti aggiorno anche te come i telespettatori che alla riunione consueta della mattina anche con i governatori, il commissario per l'emergenza Borrelli nazionale ha accertato la 12ª vittima in Italia. È una persona morta in Emilia Romagna.
e quindi in totale siamo a 374 come numero di contagiati in Italia, 12 le vittime, la 12ª vittima in Emilia-Romagna accertata questa mattina dal commissario straordinario per l'emergenza Borrelli. Nel frattempo ecco, ci sono diverse richieste ovviamente, tutti sono in attesa, lo dicevi anche tu, di capire se ci saranno modifiche ai provvedimenti presi in questa settimana, provvedimenti certo molto forti. Lo ha detto Zaia, dovrebbe essere domani il giorno in cui si scioglierà la riserva, ma potrebbe essere che eventuali urgenze spingano già oggi a dire qualcosa. Ilaria, tu non solo ti occupi di Venezia come giornalista, ma risiedi anche nella zona di Torreglia, quindi vicina anche a una zona particolarmente delicata, poco distante da Vo Euganeo, quindi un po' come hai fatto ieri ed eri in collegamento al telefono, raccontaci un po' com'è il clima inevitabile nella zona. Sì, allora diciamo innanzitutto, Nicola, che a separare Torreglia da Vo Euganeo c'è fondamentalmente un colle, ma poi i chilometri alla fine di distanza sono davvero pochi, parliamo di 12-13 chilometri, quindi è anche inevitabile che chi risiede a Torreglia, ma poi comunque anche nella zona delle terme, quindi Montegrotto e Abano Terme, abbia delle preoccupazioni. Sappiamo innanzitutto che ci sono state moltissime disdette anche negli alberghi della zona termale e soprattutto in questo periodo è difficile perché già gli albergatori aponensi e non solo stavano attraversando un periodo non facilissimo, ci si era ripresi da poco e quindi questo ha portato ad avere ulteriori disdette e quindi non fa certo bene all'economia, come abbiamo detto più e più volte, come è successo proprio anche a Venezia, e quindi c'è questa paura però anche da parte della popolazione stessa, perché tantissime persone che risiedono a Torreglia hanno contatti inevitabilmente con chi risiede a Vo, e così anche per chi sta ad Abano Terme e a Montegrotto Terme, per cui si creano queste paure. Sono state parecchie le persone che appunto, approfittando di una conoscenza e insomma conoscendo anche il nostro lavoro e il fatto che noi stiamo seguendo passo dopo passo questa situazione, mi hanno chiesto che cosa stesse realmente accadendo. Ora è vero che noi fungiamo da informatori e che abbiamo un canale preferenziale, però quello che raccontiamo è quello che effettivamente sta succedendo e viene detto proprio anche a noi. La preoccupazione maggiore, cioè i timori più grandi da parte delle popolazioni insomma vicine alla zona di Vo Euganeo, è quella di dire: ma perché, se questo virus è poco più di un'influenza, ormai usiamo questa terminologia per non andare proprio nei dettagli tecnici, allora perché ci mettono tutti in quarantena, perché chiudono le scuole, perché hanno disdetto tutte le manifestazioni? L'abbiamo detto più e più volte che questa è una precauzione e, come ha detto lo stesso governatore, la salute dei veneti è al primo posto e quindi gli si chiede un sacrificio in tal senso. Un'altra cosa è che effettivamente la zona termale, quindi quella di Abano, Montegrotto e Torreglia, è deserta, in questi giorni è deserta, è isolata, per cui proprio il fatto delle persone che si chiudono in casa è palpabile. Questo l'ho potuto appurare proprio perché risiedendo in quelle zone e quindi vivendole ho visto che effettivamente non sono mai state così deserte come in questi giorni. Allora Ilaria, restiamo in attesa con te di capire cosa può emergere dalla riunione continua. È vero che domani c'è la task force anche con i medici, ma il quartier generale è quello di Marghera e quindi eventuali
aggiornamenti, eventuali novità o provvedimenti emergono proprio da lì, quindi ci ricollegheremo con te anche fra poco, ti lascio libera anche per i colleghi di Rete Veneta, ma ci ricolleghiamo appena ci sono novità eventuali. Chiaramente se dovesse uscire il governatore Zaia, chiedici subito la linea se ci sono appunto aggiornamenti. Grazie allora Ilaria Marchiori. Nel frattempo vi faccio vedere dal PC le immagini che ci ha girato Lina Paronetto della riunione che è in corso in prefettura in questo momento a Treviso, riunione con tutte le categorie, con le forze dell'ordine, con l'ULS 2, ovviamente con le istituzioni, perché appunto c'è questo cluster di Treviso dopo appunto il decesso della 75enne Luciana Mangiò e con un caso di un medico di geriatria appunto che adesso è ricoverato a Padova. E allora andiamo nel dettaglio del caso trevigiano, la seconda vittima in Veneto, l'abbiamo detto, Luciana Mangiò. Allora il primo servizio è quello di Francesca Bozza che racconta quanto accaduto, peraltro una notizia che ci ha confermato proprio ieri sera e ci aveva confermato ieri sera la sindaca di Paese Katia Uberti. Allora vediamo il servizio. Primo caso e prima vittima di coronavirus a Treviso. Luciana Mangiò, 76enne di Paese, è deceduta nel tardo pomeriggio di ieri al Cafoncello, dove si trovava ricoverata dallo scorso 7 febbraio. L'anziana, infatti affetta da patologie pregresse, era arrivata all'ospedale con un grave scompenso cardiaco e una respirazione alterata. Inizialmente è stata ricoverata in geriatria. Dopo un lieve miglioramento, qualche giorno dopo, le sue condizioni sono peggiorate, con febbre e difficoltà polmonari. Nel primo pomeriggio di ieri è stata trasferita. Torniamo la tempistica immediata, torniamo a Marghera perché abbiamo proprio Zaia uscito in questo momento, sentiamo. Tu le braccia basta che sei collegata? Sì, se mi metto in diretta. Bene. Ci siamo? Presidente, la situazione attuale. La situazione attuale rispetto allo scorso bollettino di questa mattina che abbiamo dato sono 71 contagiati, si confermano i focolai, detti anche cluster del Veneto, ovvero Vo Euganeo che è stato la prima realtà con i 2 contagiati iniziali, poi abbiamo ovviamente il cluster di Venezia, il cluster di Mestre, l'altro focolaio di Limena e poi Treviso e poi ovviamente per finire Mira Dolo. Quindi 71 contagiati più 13 e questi però va detto sono gli esiti dei tamponi fatti sui contatti dei primi contagiati. C'è anche da dire che la gran parte di questi contagiati non sono sintomatici, non sono ricoverati, ma stanno semplicemente a casa come qualsiasi influenza. Adesso avrete un nuovo collegamento con il Premier Conte, quali sono le richieste che arrivano? Ma guardi, io avevo inteso che c'era già stamattina, immagino che in giornata ci sarà un collegamento. Allora, le richieste sono sotto il profilo degli interventi straordinari per l'economia, perché chi ha visto Venezia, chi sa che il Veneto vive di industria turistica con 18 miliardi di fatturato, sa che il Veneto non può permettersi non di fermare le attività per una settimana. Il Veneto non si può permettere questo screditamento globale che avviene tramite i media internazionali. Quindi grazie a voi che state portando invece avanti la verità, che è quella che non c'è psicosi, che non ci sono pericoli, ma che dobbiamo prendere atto che abbiamo un virus influenzale, definiamolo così, che va contingentato perché è contagioso, ma la cui letalità è bassa. Presidente, ad oggi la zona rossa è solo Vo Euganeo? Ma si sa, anche questa partita della zona rossa ovviamente è riconducibile alle prime scelte, alle prime ordinanze che abbiamo fatto. Vo Euganeo resta, diciamo, l'epicentro, se così vogliamo definirlo, ma non necessariamente collegato agli altri contagi. Vo Euganeo è la sede dei primi 2 contagiati, di quali uno deceduto, il signor Trevisan, però è pur vero che la località di Limena è un altro cluster con i fatti delle ultime ore, piuttosto che le altre realtà, quindi Miradolo con i 4 contagiati che si confermano, Venezia con i 4 contagiati che si confermano. In generale voglio diffondere tranquillità, nel senso che siamo davanti a un virus
simi-influenzale, dagli effetti dell'influenza sull'80% delle persone che vengono contagiate guariscono automaticamente da sole, c'è una bassa mortalità e sicuramente oggi siamo nelle condizioni di dire che l'unica nostra preoccupazione è di non avere tanti contagi, per il tema che se avessimo anziani debilitati da mettere in terapie intensive a un certo punto finiscono anche i posti, solo questo. In questo senso l'immagine dell'Italia che sta arrivando in Europa... Ma è vergognosa, guardi, è vergognosa, ma è vergognosa che anche le istituzioni europee avvallino queste cose. Mi ha appena telefonato un inglese dicendomi che a Londra si diffondono notizie di quasi da appestati rispetto alle regioni del nord. Questo è scandaloso. È ancora più scandaloso che l'Europa addirittura avvia le messe in quarantena dei cittadini che lavorano dentro il Parlamento europeo o i rappresentanti che vengono dalle zone del nord. Ma questi forse non si sono resi conto che gli unici che fanno i controlli siamo noi, che comincino a farli anche loro. Presidente, scusi, ci sono due problemi tecnici, adesso mi dicevo. Prego. Cioè, in più di un ospedale ci sono dei reparti chiusi perché vanno sanificati. E lo facciamo. Perfetto. E c'è anche il problema che molti medici di famiglia sono giustamente in quarantena perché sono venuti a contatto con i pazienti infetti. Quindi come state riorganizzando il sistema? Perché ci sono anche i pazienti ordinari, con i reparti chiusi e i medici di famiglia a casa, avete un elenco di sostituti? Come vi state riorganizzando? Sì, no, guardate, lì siamo sul pezzo, peraltro abbiamo avviato anche, e poi daremo comunicazione dei numeri, anche un'assunzione straordinaria a tempo indeterminato ancora del personale infermieristico, premesso che noi in questi 10 anni abbiamo aumentato il personale infermieristico e anche gli operatori sociosanitari. Per quanto riguarda i medici che sono in isolamento volontario, se non ricordo male sono al di sotto di una decina dai dati che abbiamo noi, 8 sono. E proprio per questo motivo anche lì si provvede alle sostituzioni. Non è questo il fatto che ci preoccupa di più il fatto che dobbiamo disinfestare, anzi disinfettare e ripristinare i reparti, fare ovviamente i controlli di routine che si fanno sui contatti rispetto ai contagiati ed eventualmente attivare in caso di positività il tema dell'isolamento fiduciario. Ha chiesto al Premier Conte di attivarsi con l'Europa affinché non sia immobile? Ma guardi, io ne ho parlato l'altro giorno alla presenza anche del ministro Di Maio e di mezzo governo, perché se non ricordo male c'era il ministro Gualtieri che ho visto e il ministro Speranza che sento oggettivamente più volte al giorno e col quale ho un ottimo rapporto, insomma ci confrontiamo. Io ho chiesto reciprocità, perché noi abbiamo il problema di chi entra da noi, perché non dimentichiamoci che bisogna verificare anche quelli che arrivano da noi se vengono da zone dove si fanno i controlli, però è pur vero che non possiamo non pretendere dei partner europei, quindi adesso parlo di Europa, è un tema di reciprocità, non esiste che si leggono cose e procedure che metti in piedi il Parlamento europeo, le autorità di Bruxelles e poi vai a vedere rispetto a quello che fanno per la loro comunità è praticamente zero. C'è il rischio di contagio nell'ospedale di Treviso, visto che la signora deceduta era ricoverata dal 7 febbraio? No, guarda, innanzitutto stiamo parlando di un virus simil-influenzale che dà una mortalità inferiore a molti virus influenzali che abbiamo conosciuto nella nostra storia. Questo è bene ricordarlo. Se non ricordo male, l'anno scorso in Italia per l'influenza sono morte purtroppo 7.000 persone. Allora, è bene che guardiamo in faccia la realtà. Qui ci stiamo preoccupando di più perché? Non per la letalità che c'è ma è bassa, per il fatto che il contagio è molto più rapido e quindi ci potrebbe mandare in crisi tutto il sistema della sanità e anche il sistema produttivo. Direi però di utilizzare i termini giusti, nel senso che oggi i termini giusti sono ringraziare i nostri dipendenti della sanità, cercare di osservare le indicazioni che diamo, che sono quelle di lavarsi spesso le mani, di non andare in luoghi affollati e quant'altro, semplicemente per non diffondere il contagio, ma non è la peste. Due domande. Tamponi, state pensando di cambiare i criteri? Non dobbiamo cambiare i criteri, nel senso che i criteri sono quelli dell'Istituto Superiore della Sanità. Vi annuncio già che il tema dei tamponi è un tema che è in elaborazione, ci sono già le prime indicazioni ufficiali dell'Istituto Superiore della Sanità che io condivido, perché l'avete visto da soli, i tamponi noi ne abbiamo fatti 4.000, c'è un paese intero come la Francia, penso ne abbiamo fatti 700-800, una roba del genere. Questo dà una dimensione, chi cerca trova, chi non cerca non trova, il che non vuol dire essere degli irresponsabili, però le linee guida anche OMS ci dicono che il tampone va fatto al cittadino sintomatico, oppure ai contatti nel momento in cui c'è la persona con la malattia, punto.
Ecco, le 13 persone in più di oggi rispetto a ieri sono di Vo, da dove arrivano? Sostanzialmente si incrementa uniformemente, in particolar modo Vo, perché quello è il cluster, è il focolaio molto probabilmente dove e questo ci potrebbe anche dare una prima spiegazione. Forse il primo focolaio è stato proprio quello di Vo, prova ne sia che l'incremento dei tamponi positivi c'è, però è pur vero che a Vo si sono fatti molti tamponi a differenza di altre realtà, ma questo non cambia nulla, perché dico solo che immagino che la metà dei tamponi sono positivi per persone che sono asintomatiche, che prudenzialmente stanno a casa, come quando si prende l'influenza e dicono stai a casa un po' di giorni, siamo a questi livelli, nulla di più. Però lei ha deciso delle misure, le misure che ha deciso di prevenzione, Sì. Che scelte verranno fatte? Che scelte verranno fatte per le misure di prevenzione che lei ha già deciso qualche giorno fa? Ma guardi, l'ordinanza adesso è in lavorazione, stiamo discutendo anche con i colleghi delle regioni contermini in maniera tale che se si decidesse di reiterare l'ordinanza, quindi ripresentare l'ordinanza, sia innanzitutto in linea tra le regioni e dopodiché valutare tutto, perché da un lato l'abbiamo voluta fare per dare anche un segnale e invitare i cittadini a partecipare a questo lavoro di squadra che si fa, di non andare in mezzo a luoghi affollati. Poi ve lo dico sinceramente, il tema era il carnevale, ma se tu chiudi il carnevale non puoi giustificare uno stadio con 80.000 persone aperto, e se chiudi anche lo stadio non puoi giustificare altri luoghi di grande aggregazione. Però questo non vuol dire che è psicosi, tanto è vero che abbiamo fatto una misura, un'ordinanza blanda per evitare la psicosi, perché sennò altrimenti vedo molti che sono esperti ormai di come si doveva fare, facevamo il coprifuoco, ma sarebbe stato esagerato, inutile e soprattutto avrebbe diffuso una psicosi che avrebbe fatto più danni del virus. Però la psicosi c'è. Ma sì, c'è, perché la comunicazione è negativa, non da parte vostra ma da parte di qualcheduno è estremamente negativa, soprattutto da parte di quelli che fanno di tutto per creare allarmismo, penso anche a quelli che diffondono notizie false semplicemente per fare partire il caos e il panico. Coordinamento tra le regioni e lo Stato come... No, noi ci sentiamo spesso, guardi, anche perché abbiamo sanità ipercollaudate, che pensi solo che quella del Veneto è la prima per i livelli essenziali di assistenza. Se comunque stiamo parlando di sanità top a livello internazionale, parlo di Veneto, parlo di Lombardia, di Emilia Romagna, di Friuli Venezia Giulia, insomma stiamo parlando di grandi sanità. Lei ha deciso assunzioni a tempo indeterminato per alcune figure professionali proprio per fronteggiare questa crisi? Sì, inteso che noi abbiamo aumentato in questi anni gli infermieri, ma abbiamo voluto assumerne ancora di più, visto e considerato che comunque poi verranno reintrodotti nel sistema generale della sanità. Ma tutte le scelte che vengono prese non allartano ancora di più la psicosi? Queste scelte che vengono fatte non creano ancora più psicosi tra la gente? Ma guardi, se fai sbagli, se non fai sbagli, preferisco fare e sbagliare. Quanto alta è la probabilità che si decida di reiterare? Beh, guardate, adesso dobbiamo vedere l'andamento, considerate che noi potremmo averlo in incremento anche perché abbiamo fatto tanti tamponi. E questo pregiudicherà tanto i numeri, no? Dall'altro però vedremo anche di confrontarci con il mondo scientifico, con l'Istituto Superiore della Sanità, con il Ministro Speranza e con l'OMS che sarà giù, penso oggi o domani sarà qui, e quindi dopodiché cercheremo di tirare le fila, anche perché stiamo diventando i più virtuosi del mondo per misure, siamo il popolo più virtuoso del mondo, è logico che sia così, lo abbiamo dimostrato con i FAS. Altri ce li avevano, non si sono preoccupati, noi abbiamo dato vita addirittura al laboratorio di riferimento a livello nazionale. Però è pur vero che noi ogni cosa la facciamo con serietà e la faremo anche l'ordinanza, se si farà, la si farà ponderata e con serietà. Però lei è preoccupato dell'immagine che sta venendo fuori negli altri paesi? Ma guardi, è devastante, ma ancora più devastante l'atteggiamento dell'Europa, che è scandalosa, cioè pensare che addirittura il Parlamento europeo dia indicazione di quarantena fiduciaria o di isolamento fiduciario ai cittadini semplicemente perché vengono dal nord d'Italia, guardi, glielo dice uno che ha proposto l'isolamento fiduciario per i ragazzi che venivano dalle zone infette, quindi io penso che sia veramente una buona misura, ma tu la devi fare con una visione organica, no? Non così, vorrei dire una parolaccia, random, per non dire un'altra roba, perché mi sembra veramente una stupidata, cioè da un punto di vista scientifico è un'emerita stupidata. Però le preoccupazioni invece del mondo economico ci sono? E hanno ragione, tutti siamo preoccupati, andate a vedere Venezia è vuota.
ma Venezia è aperta, i negozi funzionano, gli alberghi, i servizi, semplicemente abbiamo tutti i nostri competitors, diciamola fino in fondo, tutti i nostri competitors commerciali internazionali che approfittano di questo momento di difficoltà per fare le copertine dei settimanali, dei quotidiani, cercando di fare in modo che la prossima stagione turistica sia quella di altri paesi e non sia del Veneto o dell'Italia, ma noi lì ci batteremo per riportare i turisti. Ma al di là del turismo c'è anche la realtà produttiva, anche questa sta avendo grandi difficoltà e bisognerà decidere alcune scelte a livello nazionale, si immagina. Ma guardi, io ho parlato con esponenti autorevoli, ho parlato con i presidenti delle associazioni industriali, ho parlato con Enrico Carraro, il presidente degli industriali del Veneto, ho parlato con operatori che addirittura mi dicono che vanno a consegnare la merce ad occhio bello perché i loro diciamo, committenti si fermano al confine del Veneto, cioè siamo arrivati all'idiozia, cioè che il virus vede i cartelli e si ferma perché vede che sta passando la regione, cioè è una roba allucinante. E l'economia deve essere aiutata, Conte ha garantito che porterà avanti in Consiglio dei Ministri decreti, staremo a vedere. Anche la zona delle Terme Euganee ne sta risentendo pesantemente. Tutte le zone, le Terme Euganee, il turismo in generale, e questo è il periodo dell'anno delle prenotazioni, quindi oggi noi in questo periodo andiamo a ipotecare la stagione turistica in montagna, al mare e al lago in tutto per quanto riguarda il Veneto. Stiamo parlando di un'industria che vale 18 miliardi di euro ed è la più grande industria in Veneto. Ragazzi, scusate. Ciao, grazie. Faccio un piccolo saluto, poi vi facciamo entrare per vedere un giro di tavola. Quindi poi ci faranno entrare per una piccola, per visualizzare un po' la task force. Allora, torneremo a collegarci con Ilaria Marchiori più tardi. Prima di lanciare la pubblicità, volevo solo farvi vedere a proposito della follia della psicosi, questa saracinesca nel post del sito dell'Arena a Verona, effetto coronavirus in centro a Verona, pasticceria chiusa per ingiustificata psicosi. Allora, adesso lancio la pubblicità, state tranquilli dalla regia, la mando subito. Solo una cosa, avete sentito 71 contagiati, quindi l'aggiornamento delle 11 di questa mattina sono di 13 casi in più rispetto a quelli che abbiamo detto soltanto mezz'ora fa e che erano riferiti alle 6 del mattino. Nel dettaglio si nota dal documento ufficiale della Regione che i casi confermati nei cluster, cioè il cluster di Vo 33, il cluster Dolomira 4, il cluster Venezia 4, il cluster di Limena 7, il cluster di Treviso 2, ci sono l'incremento di questi 13 in più è riferito a 21 casi in totale di pazienti ancora da associare a un cluster, quindi ancora da associare a una zona. E ricordiamo anche, lo ripete la Regione, che i cluster, le aree, diciamo, i focolai sono costruiti sulla base di un principale fattore di rischio espositivo e non solo in base alla residenza di un soggetto. Quindi l'aggiornamento, il numero maggiore di 13 in più è riferito a pazienti ancora da associare a un cluster, e sono 13 in più, totale 71. Adesso la pubblicità e poi andremo a Treviso. Rieccoci in diretta con il nostro racconto e gli aggiornamenti dell'emergenza coronavirus in Veneto. Per chi si fosse messo in collegamento adesso, sono 71 i contagiati in Veneto, l'ultimo aggiornamento poco fa del governatore Luca Zaia che era in diretta con noi. Una cosa importante, e lo ha detto Zaia, è inevitabile che il numero sia destinato ad aumentare, aumenterà anche con numeri ancora più importanti nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Per scongiurare ovviamente l'effetto psicosi c'è da dire una cosa importante. Questi aumenti sono dovuti al fatto che stanno arrivando gli esiti dei tantissimi tamponi che sono stati effettuati in questi giorni, soprattutto nel cosiddetto cluster di Vo Euganeo, quindi sono molti anche asintomatici che hanno solo la necessità di un isolamento fiduciario, quindi non bisogna spaventarsi se i numeri continuano ad aumentare, è effetto anche dei tanti tamponi che vengono realizzati. Allora,
A Treviso invece purtroppo la seconda vittima del Veneto, lo dicevamo, una anziana, allora vediamo. Primo caso e prima vittima di coronavirus a Treviso. Luciana Mangio, 76enne di paese, è deceduta nel tardo pomeriggio di ieri al Cafoncello, dove si trovava ricoverata dallo scorso 7 febbraio. L'anziana, infatti affetta da patologie pregresse, era arrivata all'ospedale con un grave scompenso cardiaco e una respirazione alterata. Inizialmente è stata ricoverata in geriatria. Dopo un lieve miglioramento, qualche giorno dopo, le sue condizioni sono peggiorate, con febbre e difficoltà polmonari. Nel primo pomeriggio di ieri è stata trasferita in rianimazione, dove è stata sottoposta al test per il coronavirus, risultato positivo. Alle 18 i sanitari ne hanno dichiarato il decesso. Nel frattempo si è risaliti alle persone con cui l'anziana era venuta a contatto negli ultimi tempi, la badante moldava con cui la donna viveva e 2 vicini di casa. I pochi contatti extraospedalieri della 76enne sono stati tutti già individuati e isolati a domicilio, ha fatto sapere l'azienda sanitaria, e si attende l'esito del test a cui sono state sottoposte le 3 persone. E nel frattempo si procederà a sottoporre il personale medico venuto a contatto con l'anziana al tampone, mentre i reparti in cui la donna è stata ricoverata verranno sanificati. Si cerca ora di capire come possa essere avvenuto il contagio, considerando che Luciana Mangio, a causa delle sue precarie condizioni di salute, da tempo ormai non usciva praticamente più di casa e che da una ventina di giorni si trovava ricoverata in ospedale. Intanto la Regione, nell'aggiornamento dei contagi in Veneto, comunica un secondo caso attribuito alla zona di Treviso. Si tratta, spiega l'Uso 2 in una nota, di un medico che ha effettuato 3 turni nell'unità operativa di geriatria del Cafoncello. Il dottore è ricoverato nell'unità operativa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova. Allora sentiamo adesso le parole del sindaco di Paese. Sindaco, primo caso nella Marca, primo caso a Paese, di chi si tratta, chi è la vittima? È una signora di 76 anni che già soffriva di patologie cardiorespiratorie, viveva da sola con una badante, quindi non ha agganci familiari al momento, stiamo verificando, però in questo momento appunto viveva solamente con la badante. Alcuni contatti con i vicini di casa, in particolar modo una coppia di coniugi, però sappiamo che sono tutti stati sottoposti ai test dei tamponi e quindi aspettiamo di vedere gli esiti. Quindi viveva in un condominio? Sì, in un condominio di 4 unità, insieme appunto conviveva con questa badante. La donna aveva patologie pregresse? Sì, in effetti era ricoverata già in geriatria proprio per questi problemi di cardiorespiratori e poi si è aggravata appunto decedendo ieri purtroppo. Era ricoverata da quando? Credo dal 7 di febbraio. Quindi oltre 2 settimane di ricovero? Sì, infatti era appunto nel reparto, come dicevo, di geriatria e poi è peggiorata sensibilmente le ultime ore, quindi è stata trasferita in rianimazione e poi mancata alle 18 di ieri pomeriggio. Quindi anche lei adesso parteciperà al tavolo con gli altri sindaci della Marca, con il direttore generale Benazzi. Cosa chiederà Benazzi? Sì, adesso tra mezz'ora ci troviamo appunto in prefettura con il prefetto, il direttore generale e i presidenti delle conferenze dei sindaci. Innanzitutto chiederò quali sono gli esiti dei tamponi effettuati sugli altri cittadini di paese e dopodiché se ci sono delle misure preventive da attuare nel nostro territorio. Al momento la situazione è abbastanza tranquilla, nel senso che è stata circoscritta a queste poche figure presenti appunto nel nostro comune, quindi non dico di essere tranquilla, però è tutto sotto controllo, c'è una task force che sta lavorando e quindi chiederemo un attimino appunto a che punto siamo con gli esami. E la badante chi è? La badante è una signora moldava, giovane, non sappiamo altro, stiamo verificando se in effetti ha avuto contatti con altri gruppi familiari all'interno del nostro territorio oppure si è limitato solamente alla signora in questione. Pare che prestasse servizio altrove, quindi?
Non lo sappiamo che comunque non viveva strettamente in casa perché comunque la spesa, il mercato lo frequentava, però ripeto, attendiamo prima gli esiti dei tamponi, prima di preoccuparci. Vedo già parecchio allarmismo, credo che il virus peggiore sia proprio il virus della psicosi che adesso sta prevaricando su tutti. Calma, pazienza, abbiamo tutti quanti fiducia delle autorità sanitarie, quindi attendiamo istruzioni sia da loro che dalla prefettura. Cosa si dice, cosa sente di dire quindi ai cittadini di paese? Per il momento di stare tranquilli, ecco, ripeto, tutto è sotto controllo, la cosa è stata circoscritta, attendiamo gli esiti e ovviamente terrò informato di quelle che saranno le evoluzioni. Per il momento non facciamoci prendere appunto dal panico, stiamo tranquilli. Paese quindi per il momento non è diverso dagli altri comuni della Marca, non è zona rossa, non ci sono ordinanze specifiche. No, infatti è la prima cosa che ho chiesto ieri quando sono venuta in contatto con il dottor Benazzi, se erano necessarie le misure di contenimento, quelle più restrittive, quindi codice allarme rosso. Mi ha detto assolutamente no, perché come ripeto la situazione è stata presa abbastanza in tempo e circoscritta a quelle poche figure. Adesso valuteranno, però per il momento siamo appunto come equiparati agli altri comuni. Non esiste un focolaio vero e proprio come il comune di Vo, quindi ripeto, stiamo tranquilli, adesso la riunione è più una riunione tecnica con la prefettura, però sono fiduciosa, quindi nessun problema. La donna viveva in via Piave? Via Piave, sì, via Piave 27. E per i cittadini di via Piave si prevede qualcosa in particolare? No, ripeto, attendiamo istruzioni dalla prefettura, io sono a disposizione, adesso sono stata convocata, quindi mi attengo a quello che sono le disposizioni che mi daranno. Poi sarà mia cura ovviamente informare immediatamente la cittadinanza di questo. Queste le parole raccolte questa mattina da Cristian Arboita Paese dal sindaco Katia Uberti, in cui la sindaca annunciava la riunione che è in corso in prefettura, che sta seguendo per noi Francesca Bozza e Lina Paronetto, e di cui vi daremo conto fra poco. E poi però inevitabilmente il paese ne parla. Sentite. Lei conosceva la signora Mangiò? No, non la conoscevo. Mai vista, ecco. La badante? Neanche né badante né nessuno. Siete preoccupati? No, anche perché la signora veniva non era da paese, veniva da fuori. Allora... È il primo caso di coronavirus nella Marca, siete preoccupati? Lo sai, è un po' sì, siamo preoccupati, sì. Tutti quanti, perché è una cosa pericolosa almeno, o no? Niente, è tutto uguale rispetto a ieri, adesso è morta, dispiace, però al momento non cambia niente, cioè quello che c'era qua ieri c'è anche oggi, ci sarà anche domani e c'era anche l'altro ieri, quindi al momento cerchiamo di non fasciarci la testa e vedremo cosa succede. Lei quindi è tranquilla tutto sommato anche per i suoi figli? Sì, ripeto, ieri non si sapeva niente, oggi si sa, ma non è che oggi miracolosamente appare qua il virus, perché oggi si sa che è morta la signora. Intanto vedremo, si saprà dove l'ha preso, cosa è successo, aspettiamo i risultati delle persone che gli stavano attorno e vedremo cosa succede. Se li abbiamo incontrati ieri al mercato non possiamo saperlo se abbiamo incontrato queste persone ieri, quindi vedremo. Via Piave è deserta oggi? Sì, è un po' tutto deserto, abbiamo visto anche prima al supermercato, al centro commerciale, ci si può giocare a calcio nei parcheggi. Adesso abbiamo deciso di andare a fare una passeggiata all'aria aperta, vediamo se c'è il mercato e cerchiamo per il momento di far continuare tutto come era fino a ieri. Anche perché i bambini sono a casa. I bambini sono a casa, adesso è stata paventata l'idea che chiuderanno anche settimana prossima le scuole e vediamo. I genitori devono organizzarsi. Esatto, anche perché era stata fatta una cosa bella per il periodo di carnevale, erano stati fatti dei servizi per i bambini che erano a casa e da un momento all'altro è saltato tutto e vabbè, cerchiamo di andare avanti come era fino a ieri. No, non ho mai vista, non lo so, proprio no. Non so. Qual è la vostra reazione oggi? Niente, tranquilla. Non penso a niente, spero bene e basta.
Vi siete fatti un'idea su dove o chi? No, quando non si conosce non si può neanche esprimere qualcosa. Lei è tranquilla, si sente tranquilla? Sì, guardi, sono qui fuori, guardi, sto chiacchierando con la mia amica qui, tranquilla, cosa vuoi che pensi? Anche lei non conosceva la signora Mangiò? No, non sappiamo chi sia questa signora, mai vista. Neanche la badante? No, abitiamo anche un po' lontanino, insomma non è che sia qui da vicino. Guarda, io sono tranquilla, guarda, sono qui, fuori. E paese anche grande, sì, appunto, e allora niente, non ho niente da dire, guardi, io sono tranquilla. Un po' sì, ma abbiamo già parlato un po' sotto, più lontana, insomma, come mi pare che ne parla massa e ne dice massa e non ti sai neanche più cosa ascoltare, insomma. Non sapevo che fosse in via Piave, ho sentito ieri per Antenna 3. Ma non sapevo dove. Quindi cosa ha provato quando ha saputo la notizia? C'è più preoccupazione, più stupore, cosa? Tanta preoccupazione no, perché di solito, a quanto ho capito, prendono gente che ha già delle patologie e tutto quanto. Quindi per adesso sto bene, quindi non mi fa tanta paura, ecco. Io spero che tutto vada bene, ma non mi conosceva la signora Mangiò? No, non sono del posto, perché io tengo il bambino di mia figlia, perciò sono da Treviso e non conosco. Quindi, comunque lei è tranquilla, diciamo, no? Sì, per il momento sì. Queste le voci di paese, evidentemente un po' reazioni tra la preoccupazione ma anche in certi sensi, anche in certo senso anche la serenità. Ovviamente si sa ancora poco, se non che, ed è conferma che pochi la conoscevano, della sua vita ritirata. Bisognerà capire allora come è arrivata ad essere contagiata, e questo è il punto cruciale della situazione a Treviso. Allora, abbiamo al telefono Federico Fusetti, che sta seguendo, come sempre, come in questi giorni, come i colleghi di Padova, la situazione a Vo' Euganeo, ma non solo. Allora, Federico. Sì, eccomi qua, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Allora, dicevo che stai seguendo Vo' Euganeo, ma hai anche una novità da Padova, per esempio, su quel famoso concorso che doveva essere realizzato oggi. C'erano state delle polemiche. Come è andata a finire il concorso dei medici? Ricordiamo un po' la vicenda. Sì, partiamo da qui allora, questo concorso di Azienda Zero, che era stato fino a ieri confermato un concorso che prevedeva la partecipazione di circa 200 medici, per lo più specializzanti, e metteva, diciamo, a bando un posto in medicina interna, quindi nel reparto di medicina interna, un'assunzione a tempo indeterminato, quindi ovviamente un posto che faceva gola, e che fa tuttora perché non è stato cancellato, un posto che fa tuttora gola a molti medici. Allora erano circa 200 quelli iscritti, avrebbero dovuto trovarsi al Teatro Pio X, che è una struttura, una sala proprio in pieno centro a Padova, a 2 passi dalla Curia, dalla Diocesi e dal Duomo, però un gruppo di medici, una quarantina di medici, avevano un po' fatto fronte comune chiedendo se era opportuno o meno che venisse svolto il concorso, vista un po' l'emergenza sanitaria. L'abbiamo sentito in diretta proprio Matteo Parolin ieri al telefono, mentre ci parlava di questa situazione. Esatto. Ecco, oggi lo sviluppo è che questa azione, diciamo, portata avanti da questi medici, che hanno chiesto alla Regione e anche al Ministero di valutare la possibilità, insomma, di rinviare il concorso, ebbene il concorso è stato rinviato. Infatti questa mattina già appare sul sito internet di Azienda Zero, appare un avviso che dice che questo concorso, ma mi risulta che anche altri concorsi che erano previsti per questi giorni, in particolare uno per radiologia, insomma altre iniziative, sono stati rinviati almeno per 20 giorni, almeno di 20 giorni, questo risulta dal sito di Azienda Zero. Quindi soddisfatti. Poi stasera nei nostri telegiornali sentiremo anche il dottor Parolin, che ci ha fatto il quadro della situazione, sentiremo dalla sua viva voce proprio la parziale soddisfazione. Certo, non è che ci sia da gioire per questo, però in effetti, insomma, è probabilmente molto più opportuno, anche per la serenità degli stessi medici, che il concorso venga rinviato di qualche giorno, e così sarà. A Vo' Euganeo invece situazione, leggevo di una novità di oggi, ce la puoi spiegare?
A cosa ti riferisci? All'approvvigionamento degli anziani con i volontari. Ah, esatto, sì, c'è allora infatti questa novità, perché ovviamente partirà da oggi questa iniziativa, cioè chi ha bisogno di essere, che venga consegnato a casa cibo, ma anche altre necessità, ci sarà questo servizio che viene attivato proprio grazie alla struttura di volontari che operano nel comune. Quindi sicuramente un modo per rendere ancora più viva Vougano, perché non dimentichiamo, siamo arrivati al terzo giorno di blocco totale del traffico e anche delle uscite e entrate dal comune per i residenti, quindi 3 giorni comincia a diventare una situazione pesante sul fronte proprio degli spostamenti, ma la situazione è ancora lunga prima di essere risolta completamente. La buona notizia, tra virgolette, è che non aumentano i casi, mentre ovviamente aumentano i controlli con i tamponi, quello sì. Ieri ne sono stati effettuati altri 450 in una sola giornata, e questo è sicuramente molto positivo. Dopo i 250 del primo giorno, 450 ieri, si viaggerà a questo ritmo anche per oggi e per i prossimi giorni, per completare lo screening su tutti i pazienti che sono, anzi scusate, è una parola ovviamente sbagliata, pazienti, su tutti i residenti, che sono oltre 3.000. Alle 11 di oggi il bollettino, chiamiamolo così, non riportava nuovi casi di positivi, quindi sono 33 in totali i casi della zona di Vo, insomma, a fronte delle centinaia di tamponi che si stanno effettuando, insomma, immagino sia una parziale buona notizia che questo numero non salga velocemente. 2 sono ricoverati di questi 33 in terapia intensiva a Padova e 11 invece nel reparto di malattie infettive. Tutti gli altri, che sono 19, sono a casa in quella famosa situazione di isolamento volontario, rimangono a casa per tutto il periodo della quarantena. Sono stati assunti anche nuovi dipendenti nei supermercati all'interno di Vo, cioè i titolari in particolare di una struttura hanno assunto dei cittadini di Vo, perché ovviamente i dipendenti che abitano al di fuori non possono andare a lavorare, quindi per far fronte alle necessità della popolazione sono state assunte 5 persone, e questa è un'altra notizia parzialmente positiva. Domanda estemporanea, com'è il tempo da quelle parti? Adesso ti spiegherò anche perché. No, il tempo è... Vabbè, allora faccio anche... Fai anche il meteorologo, l'ufficiale dell'aeronautica, esatto. No, il tempo è buono, vento, ecco, c'è parecchio vento, ma temperatura insomma quasi primaverile sole. Ecco, perché ti faccio, resta un attimo in linea, faccio vedere un attimo cosa ci gira Angelo Cimarosti da Asiago, il nostro Angelo Cimarosti. Guardate la situazione, questa è grandine che sta colpendo la città, anche qui nel Trevigiano pioggia battente, temporale improvviso. Era previsto un aumento appunto della forza del vento, insomma raffiche di vento, c'era questa preallerta da parte della Protezione Civile regionale. Allora Federico, se sei d'accordo ci riaggiorniamo più tardi con te per altre informazioni dalla zona che stai seguendo, va bene? Certo, a dopo. Benissimo, grazie a Federico Fosetti. Peraltro a Vougano abbiamo anche la nostra, diciamo, inviata arruolata sul campo in questi giorni, cioè Chiara Cartolaro, che fra poco magari risentiremo e che ci ha promesso un altro video racconto dalla Vougano, perché lei si trova all'interno di Vougano, quindi all'interno della Vougano isolata. Nel frattempo mi ha raggiunto Ferdinando Varino, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno. E buongiorno a tutti i telespettatori. Ti confermo, sì, fuori diluviava poco fa, ma in realtà poco, cioè non era proprio un diluvio. È stata una cosa improvvisa. C'è stato molti fulmini, quindi qua sembrava davvero la fine del mondo. Io arrivo dal centro di Treviso verso qua, diciamo, e sembrava la fine del mondo con un cielo scuro. Adesso guardavo, invece è uscito quasi il sole timidamente dietro le nuvole, quindi sembrava che stesse arrivando il diluvio universale. Volevo solo dire una cosa anche ai telespettatori che ci seguono a Friuli Venezia Giulia, perché gira sulle chat di ieri pomeriggio, mi pare, questo video, questo audio messaggio di una signora che millanta ci siano 6 tamponi, di cui 4 positivi all'ospedale di Cattinale di Trieste. Tutte stupidaggini, tant'è che poco fa, e quindi vi ricordo, non c'è nessun caso di contagio acclarato in Friuli Venezia Giulia.
Chi diffonde irresponsabilmente notizie infondate legate al coronavirus attraverso i canali di comunicazione e i social sarà denunciato all'autorità giudiziaria e perseguito secondo le prescrizioni di legge. Ricordatevi ancora una volta che è procurato allarme. Quindi questo è il comunicato ufficiale dell'assessore regionale alla sanità del Friuli Venezia Giulia, del vicino Friuli Venezia Giulia, che ancora non ha nessun caso di coronavirus, ve lo ricordiamo ancora una volta. Quindi se sentite notizie sbagliate perché non comunicate attraverso le fonti ufficiali, sono false notizie. Quindi ecco, vorrei ribadirlo ancora una volta perché saranno tutti A proposito di denunciati. fonti ufficiali, eccole quali sono le fonti ufficiali. Questa è la riunione del governatore Zaia con i dirigenti medici del Veneto, in questo momento nella sede della Protezione Civile regionale di Marghera. Lo aveva appunto annunciato Ilaria Marchiori e fra poco poi sentiremo allora cosa è emerso da questa ennesima nuova task force, nuova riunione fondamentale per capire come procedere. Lo stesso Zaia ha ribadito che nelle prossime ore, domani ufficialmente in teoria, ma potrebbe essere anche prima, si capirà se prolungare o meno l'ordinanza, ad esempio importante per le scuole. A questo proposito questa mattina a Radio 24 il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ha detto: se le misure prese per arginare la diffusione del coronavirus avranno effetti immediati, dalla prossima settimana, siamo nel campo delle ipotesi, degli scenari, si può pensare a chiusure delle scuole su base non più regionale ma provinciale, legato cioè alle zone del focolaio. Questo potrebbe essere un cambiamento di scenario e non più a livello regionale come ora. Tutto deve essere chiaramente in accordo con le autorità sanitarie. Altra cosa importante, informativa per gli insegnanti non sono a casa per malattia ma per causa di forza maggiore. E quindi oggi per esempio in una situazione normale ci sarebbe stata scuola. Ecco, sono a casa ma non per malattia ma per causa di forza maggiore. Non avranno una trattenuta dallo stipendio, lo ha appunto precisato il ministro Azzolina. Questa è una notizia importante per gli insegnanti, tanti insegnanti che ci seguono. È come se i docenti fossero andati a scuola normalmente, esatto. Quindi si tratta di sono a casa per cause di forza maggiore, quindi non è malattia, importante. Questo ribadirlo. E poi appunto lo scenario eventuale di un prolungamento su base provinciale legato ai focolai. Questo potrebbe essere una modifica dell'ordinanza anche regionale nel caso. Allora, gli effetti, no? A proposito di ordinanza, gli effetti dell'ordinanza sulla vita quotidiana. Questa mattina è stato celebrato a Padova, sono stati celebrati a Padova i funerali della 14enne che era morta, lo ricorderete, a Padova a causa di un malore, una vicenda davvero straziante, un malore a scuola in classe. Ecco, li vediamo in questo momento, la celebrazione dei funerali a Padova. Queste sono le immagini che ha girato il nostro L'internato ignoto Francesco Ratai. Vedo comunque non poca gente. No, però celebrate all'esterno. All'esterno, per evitare dunque... E il momento della comunione, a quanto abbiamo saputo, appunto riferito da Francesco Ratai, non è mai stata consegnata la particola, diciamo, in bocca direttamente, ma sulle mani, esatto, dei fedeli presenti all'ultimo saluto alla 14enne morta dopo il malore in classe. Questo per riferirvi, insomma, di come sono cambiate le abitudini in questi giorni e ad esempio, e adesso manderò la pubblicità ma prima lo ricordiamo, la messa delle ceneri in Basilica di San Marco deve essere per forza di cose a porte chiuse e allora i fedeli da ieri sanno che potranno comunque assistere a questa importante celebrazione. Come? Grazie ad Antenna 3 e Rete Veneta. Allora vediamo il servizio. Ceneri nella Basilica di San Marco a Venezia, fissata per le 18, celebrazione alla quale presiederà il patriarca Francesco Moraglia. Le nostre emittenti Antenna 3 e Rete Veneta trasmetteranno in diretta la funzione. Un modo per rispettare il desiderio dei fedeli di partecipare alla celebrazione, seppure dalle loro abitazioni, fedeli che ogni anno puntualmente affollavano la Basilica, cuore della città di Venezia, ma sia il Carnevale che le ceneri in questo 2020 devono sottostare allo stato di emergenza, da qui la
chiusura di porte per definizione aperte, quelle delle chiese. Antenna 3 e Rete Veneta manderanno in onda in diretta la messa, così come già in programma in diretta domenica 1 marzo alle 11 l'Eucarestia che il Patriarca presiederà dalla Basilica della Salute, sempre a porte chiuse, presente solo la comunità del seminario. Nella circostanza Monsignor Moraglia affiderà la città di Venezia e le terre venete alla Madonna della Salute in questo momento di grande difficoltà. Patriarca che ha indirizzato una lettera alla diocesi di Venezia. Viviamo una settimana, scrive, in cui per l'emergenza sanitaria ci viene chiesto, come cittadini responsabili e partecipi del bene comune, di far nostre con condiviso senso civico le indicazioni che le autorità impongono a tutela della salute pubblica e delle persone fragili. Si tratta di un atto di responsabilità politica e carità ecclesiale. Ribadiamo che prudenza e senso civico non hanno a che fare con paure dannose e allarmismi ingiustificati, anche se la situazione risulta seria e da non sottovalutare. Ci è stato chiesto di non riunirci in assemblee numericamente significative, continua il Patriarca, che per questo invita a riscoprire il rapporto personale col Signore e la preghiera in famiglia. Infine il cenno al profondo dolore di non poter celebrare pubblicamente la liturgia del mercoledì delle Ceneri e della prima domenica di Quaresima. Diventi un'occasione di crescita nella comunione col Signore e tra noi, conclude Moraglia, che si affida nuovamente alla Madonna della Salute affinché vigili sui giorni che viviamo, infondendo speranza e indicandoci la strada. Allora, so che devo lanciare la pubblicità, ma non ho capito... No, ecco, allora, forse c'era la possibilità di collegarci in diretta a Marghera, ma non in questo momento. Allora, la pubblicità. Abbiamo da poco terminato l'incontro con l'associazione di categoria del mondo delle imprese e delle professioni, è stato un confronto molto costruttivo, il tema principale è innanzitutto valutare i danni diretti e indiretti dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, che stiamo affrontando con grande serietà. Avrete visto che sotto lo stretto coordinamento del Presidente del Consiglio si stanno svolgendo diversi tavoli di confronto con le diverse categorie, ovviamente oggi era un incontro preliminare, ma già sul tavolo abbiamo messo alcune proposte, posto che, come dicevo prima, è necessario fare una quantificazione precisa, perché a risorse finite non si può rischiare di allocare le stesse risorse su azioni che poi non hanno una ricaduta diretta sulle imprese che vivono un momento di difficoltà, quindi vanno individuati strumenti diversi per le imprese direttamente coinvolte nella cosiddetta zona rossa o nella zona arancione, che hanno ovviamente una ricaduta più grande e orizzontale. Poi ci sono dei settori verticali, penso al settore del turismo, su cui dobbiamo assolutamente far fronte al fatto che molte prenotazioni vengono cancellate, alcune a lungo raggio, quindi a lungo periodo, anche per il periodo estivo, altre direttamente invece per questi giorni, quindi con viaggi già pagati che ovviamente le società di turismo, gli alberghi eccetera dovranno rifondere agli utenti, e per questo dobbiamo garantire la disponibilità economica per queste imprese. Stiamo assieme ad ABI valutando in coordinamento col MEF la sospensione delle rate dei mutui, con ARERA i vari venditori dei servizi energetici, gas, luce, acqua, stiamo valutando la sospensione del pagamento delle bollette, dopodiché sarà necessario anche prevedere una rateizzazione per i pagamenti successivi dopo il periodo di temporanea sospensione dei pagamenti. Tutte queste misure le stiamo affrontando assieme all'associazione di categoria, che oggi hanno fatto delle proposte molto concrete che saranno oggetto di puntuale valutazione. Ci sono risorse mise che stiamo quantificando per interventi diretti, ovviamente assieme al Ministro Gualtieri stiamo lavorando su un ampliamento di queste risorse, dopodiché è evidente che anche in Europa dovremmo fare delle richieste specifiche, perché è un momento di difficoltà che si, tra l'altro, palesa in un generale e complesso momento economico difficile per il nostro Paese, come a tutti noi. Quindi credo che da questo momento potrà anche emergere la possibilità di fare un patto per la crescita e lo sviluppo molto incisivo, con misure che vadano veramente a colmare anche la differenza di attrattività del nostro Paese rispetto alle produzioni industriali. Credo che la politica del reshoring sia da mettere in campo nel modo più forte possibile per dare la possibilità alle imprese che oggi producono all'estero di tornare in Italia a produrre in Italia.
Allora così ieri sera il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, è ovviamente importante capire se queste appunto sospensioni saranno realizzate e effettuate non soltanto nelle zone rosse ma anche nelle cosiddette zone gialle, nei territori di cui vicini alle zone rosse. Questo è questo che chiedono anche le categorie economiche del Veneto. Tornando a Treviso, dunque, lo ricordiamo, 71 contagiati in Veneto, a Treviso i due casi, il cluster di Treviso con la morte della 75enne Luciana Mangiò a Paese e poi il medico invece di geriatria che è ricoverato a Padova. Dicevamo, ce l'abbiamo fatto vedere le immagini del tavolo in prefettura importante con tutti gli attori di questa situazione, dalle istituzioni ai medici anche alle forze dell'ordine. Lo sta seguendo, lo ha seguito Lina Paronetto che abbiamo al telefono. Lina. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Cosa è emerso? Alcuni di questi attori che citavi tu devono ancora uscire dalla sala, l'avete vista quella più ampia, il salone della prefettura, in cui si sono riuniti un po' tutti, amministratori, Presidente della provincia, il prefetto, forze dell'ordine, sindacati, rappresentanti delle categorie economiche, della Camera di Commercio. La prefettura non parla, nel senso che in questo momento il prefetto Maria Rosaria Laganà ci ha annunciato che in questo momento non rilascerà dichiarazioni, ma si affida a un comunicato stampa che invierà nel pomeriggio. Vi possiamo dire rispetto alla situazione trevigiana che, come hai ben detto tu, i casi sono due, l'anziana di Paese che purtroppo è deceduta ieri nel tardo pomeriggio e un medico della geriatria di Treviso che è ricoverato in questo momento a Padova. Sotto osservazione per quanto riguarda Paese ci sono 4 persone, 2 badanti che seguivano l'anziana e 2 vicini di casa, ma non è stato ritenuto, questa è una decisione del tavolo e della prefettura, non è stato ritenuto necessario un cordone sanitario di qualche genere a Paese. Piuttosto direi che quello che emerge da questo tavolo è un generale desiderio di tornare a una quotidianità il più possibile normale, perché si dice stiamo facendo, questo lo dicono le categorie economiche ma anche i sindaci, un danno maggiore ancora del coronavirus, vale a dire questo blocco, questa anormalità nei comportamenti, nelle gestioni anche della quotidianità anche lavorativa, dei rapporti delle aziende con l'interno, con l'esterno, sta causando dei grossi danni che si teme diventino irrimediabili naturalmente con l'andare del tempo, per cui la prefettura ha recepito questo scontento generale. Camera di Commercio ha già annunciato che ha fatto avere al governatore Zaia una lettera in cui chiede di non prolungare di un'altra settimana i provvedimenti che sono già stati presi per la settimana in corso, e le categorie sono con la Camera di Commercio e anche i sindaci che abbiamo appena sentito. Un'ultima cosa dal sindaco di Treviso Mario Conte: sappiamo che ieri è stato attivato anche a Treviso, come in tutti i comuni sopra i 20.000 abitanti, il cosiddetto COC, il centro operativo comunale che si apre nelle situazioni di emergenza, l'abbiamo visto con l'acqua alta ad esempio. E lui, in aperta polemica con il presidente dell'ANCI nazionale De Caro, che ha voluto l'apertura di questi COC, ricordiamo che Conte tra l'altro è presidente regionale di ANCI, ha detto che si tratta di un provvedimento inutile e che si tratta di un provvedimento che va nell'ordine di aumentare l'allarme invece che contenerlo. La cosa che viene chiesta anche noi media da giorni è quella naturalmente di fornire, come stiamo ovviamente cercando di fare di ora in ora, le informazioni più corrette possibile, ma di anche sollecitare le persone a riprendere un pochino la loro vita di sempre, certo con tutte le precauzioni del caso. Questo al momento non è ancora uscito il direttore dell'ULSS Benazzi, e hai quindi stiamo aspettando da lui le ultime novità. Mi hai anticipato la domanda, volevo chiedere se era riuscita a raggiungere, a intercettare il dottor Benazzi, il direttore dell'ULSS 2, appunto per capire un attimo anche adesso la situazione all'interno dell'ospedale di Treviso. Sappiamo che i reparti interessati devono essere sanificati, ma c'è un po' di allarme evidentemente anche tra chi opera all'interno dell'ospedale per i prossimi step, ma appunto allora quando uscirà ci redarguirai e poi
e poi vedremo questa sera i servizi. Una cosa che ti chiedo, perché non so se siamo riusciti a vederlo ieri, venivano annunciati, sono già state allestite le tende al di fuori dell'ospedale, così come nell'ospedale di Treviso, che tu sappia? Ecco, questa è una domanda che gli dovremmo porre, nel senso che esternamente non è visibile nulla, quantomeno al Cafoncello di Treviso. Tra l'altro c'era nell'uso una perplessità, no? Nel allestirle anche a Treviso capoluogo. In Consiglio Comunale il direttore Benazzi aveva detto che a Treviso non era necessario perché avevano comunque altri spazi in cui fare questo primo triage. Poi in realtà il presidente Zaia aveva detto di volerle un po' in tutti gli ospedali, per cui adesso gli chiederemo che decisione è stata presa in questo senso sappiamo, per quanto riguarda l'ospedale di Treviso, naturalmente che in questo momento un provvedimento naturalmente di messa sotto stretto controllo riguarda solo il reparto di pediatria, però lì ci sono un centinaio di persone da sottoporre a tampone, tra pazienti passati di lì, personale, medico, eccetera, per cui speriamo entro la serata di avere anche un primo esito di questi controlli che vengono effettuati sul personale sanitario. Ricordiamo appunto che il medico che è risultato contagiato è un medico che aveva fatto negli ultimi giorni i turni di notte in particolare, ma poi come ci ha confermato il sindaco di paese, questa anziana era ricoverata dal 7 di febbraio, non è chiaro dove abbia contratto il virus. Questo è il punto perché chiave. Visto che aveva scarsissimi contatti, è anche possibile che lo abbia contratto in ospedale. Certo, e qui si aprirebbe un altro scenario, quindi allora siamo in attesa. Buon lavoro a Lina Paronetto e anche a Francesca Bozza, che si trova sempre a Treviso. Grazie per questi aggiornamenti molto, molto importanti. Avete sentito, Ferdinando, la polemica anche del sindaco Mario Conte? L'unica cosa, ieri sera era proprio in diretta con noi il sindaco Mario Conte, no? Nel momento in cui veniva cercato dal suo staff, dicendo devi venire qua a firmare l'apertura del COC. Vieni sindaco, fa arrivo, finisco di dare le informazioni insieme all'Antenna 3 e poi arrivo. Francamente forse ha ragione, anche perché è un impegno ulteriore. È chiaro che poi nella giornata di ieri c'è un aggiornamento? Volevo solo dire alla regia se ci chiede Ilaria fra poco la linea da Marghera, perché abbiamo Manuela Lanzarin probabilmente. Sai cosa? Io vorrei veramente stare molto attento, molto cauto, come abbiamo fatto in questi giorni, anche perché è chiaro, tutti abbiamo fatto l'1+1 ragionando sul tema del Cafoncello, sull'anziana, che era in casa. Anche per quanto era successo a Schiavonia con Adriano perché Trevisan, per il quale c'è l'apertura di un'inchiesta a Padova, no? L'abbiamo detto ieri, quindi sul primo decesso legato al coronavirus c'è l'apertura di un'inchiesta se tutto l'iter sia stato corretto, ma abbiamo detto più volte, come sia stato detto, che è stato rispettato il dettame imposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi fino a quel momento c'erano contatti con chi è tornato dalla Cina o con la Cina stessa, cioè era stato Trevisani in Cina? No. Aveva avuto contatti con cinesi di ritorno dalla Cina? No. Quella era l'unica indagine epidemiologica, quello che abbiamo capito noi, che si faceva nella prima fase. Poi per scrupolo ulteriore è stato fatto il tampone e quindi abbiamo scoperto. Così come per l'anziana di Treviso, quindi ricoverata al 7 di febbraio, non migliorava e quindi a quel punto è stato effettuato il tampone. Queste sono le uniche cose. È chiaro che oggi raccontiamo di un nuovo contagio, che è quello di una nuova influenza, ricordiamo è un'influenza pesante, del medico tra l'altro di geriatria, e quindi diceva lì un centinaio di persone che appunto vengono sottoposte a tampone in queste No, e qua ci scrivono anche, ci sono pochi tamponi. Allora, avete visto che poi nell'arco di questo weekend arriveranno altre decine e decine di migliaia di tamponi che la nostra regione ha acquistato. Siamo, credo, i primi in termini di numero per tamponi effettuati. Oltre 4.000. Esatto, oltre 4.000, e quando l'intera Inghilterra, diceva Zaia, ne ha effettuati 8-9.000, quindi siamo a livelli impressionanti di controllo approfondito, quindi su questo abbiate fiducia. Se non vengono sottoposti i tamponi fino a questo momento è anche perché forse non è necessario. No, c'erano anche polemiche di chi è in quarantena. Ci sono in quarantena, lo ha raccontato anche la stessa Alda Vanzanna, cronista di punta, diciamo, tra i cronisti di punta del Gazzettino, perché è una scelta della linea
del direttore, ma non significa che ha il coronavirus, cioè essere in isolamento è per precauzione, magari per evitare. Questo è un dato importante. Marghera è pronta? Non lo so. Abbiamo Marghera? Non ancora, però ecco, torniamo a collegarci quando siamo con Manuela Lanzarini. Guardate cosa accade a Venezia intanto, è una foto che ci ha girato il nostro Filippo Fois. Il video poi dell'ULS 4 in vendita mascherine in vendita. Gli abusivi che vendono le mascherine, sì, questo è cambiato l'articolo in vendita. Dopo casomai ci colleghiamo con il nostro Filippo Fois. Volevo prima di far vedere quel video, che però devo scaricare un attimo. Cioè l'ULS 4 addirittura, quindi la zona, ricordo bene, Veneto Orientale, ha addirittura creato questo video che serve, una piccola cosa ma semplice, è esplicativo sul come ci si deve lavare le mani, per esempio, quindi come si deve tenere i minimi presidi di igiene personale per evitare il diffondersi magari di qualsiasi tipo. Eccolo qua. Sì, però lo vedo un po'. Vabbè, insomma, poi quando lo riesco a. Cecilia Tonelli dell'ULS 4 Veneto Orientale. Non so se si riesce a vedere bene, però. Vabbè, poi lo allora lo sistemiamo dopo, lo faccio catturare dalla redazione. Volevo invece vedere, a proposito delle attività appunto di sanificazione, abbiamo visto nei giorni scorsi la sanificazione dei mezzi a Trieste ieri, per esempio. L'abbiamo vista a Treviso. Anche quelli di Venezia, no? Ecco, guardiamo proprio Luigi Brugnaro che illustra la sanificazione dei mezzi ACTV. Acqua e cloro diluito al 10%, che è esattamente quello che c'è sulle piscine, si ripassano tutte anche le superfici, oltre ovviamente alla sanificazione che adesso vedremo puntualmente. Tutti quanti gli autobus almeno una volta al giorno, e questo lo facciamo negli autobus, evidentemente nel tram e nei battelli. Dopodiché facciamo vedere la seconda fase. Questa seconda fase è quella qua. Qua c'è la disinfestazione del posto guida per cominciare. Ecco, pedaliere, per quanto spazio. Poi se dovete far capire, questa è la fase 2, i sedili più ampi spazi dove non si arrivava prima. Adesso stiamo spostando il primo pullman, abbiamo fatto praticamente una catena non so se vedete, i pullman allineati. Finito il primo si passa al secondo, questo passa all'ultima fase, che è di fatto la pulizia dei filtri e dell'aria condizionata all'interno dell'impianto di climatizzazione. Facciamo vedere la fase 3, con un secondo partiamo intanto. Abbiamo chiuso le porte, acceso l'aria condizionata e il prodotto di sanificazione entra in tutto quanto il circuito. Questa è la terza fase, che appunto è sterile il mezzo. Insomma ragazzi, grazie ancora di cuore. No, qua, ma... La gente si sente proprio, si sente. Così Luigi Brugnaro ha illustrato su Twitter la sanificazione dei mezzi di ACTV. Allora andiamo in pubblicità e poi rientriamo fra pochissimo. Allora, torniamo in diretta ancora con questa edizione straordinaria. Saluto e ringrazio il vicepresidente della Regione del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha anche la delega alla sanità. Buongiorno Riccardi, ben trovato. Buongiorno a voi. Che aggiornamento ci può dare? Ma mi pare che l'ultima notizia di rilievo sia quella che hanno battuto le agenzie poco fa, che il caso della donna morta in Austria non si riferirebbe al virus.
Quindi mi pare che tutta questa rincorsa a tentare di trovare spiegazioni che poi con responsabilità devono essere affrontate davanti ai dati certi. Qui stiamo lavorando in una situazione di pressione tutti. Assessore, le chiedo un flash perché abbiamo anche un aggiornamento in diretta tra pochi istanti. Ci conferma, le chiedo solo questo, in Friuli Venezia Giulia 0 casi. 0 casi, lo confermo. 0 casi. La ringrazio, le auguro un buon lavoro e se possiamo disturbarla ancora nel corso della giornata torneremo a chiamarla proprio per dare piena informazione con correttezza. Grazie a voi. Grazie Assessore, buon lavoro. Allora, a Venezia, Marghera, ancora davanti alla sede della Protezione Civile, Ilaria Marchiori con Manuela Lanzarin. Ilaria, ci sembra di capire che ancora, appena abbiamo dato la notizia ieri sera, non solo prima del contagio ulteriore dell'anziana, ma poi purtroppo anche del decesso, che una delle cose che cerchiamo di capire di più in queste ore è come sia potuto avvenire quel contagio al Cafoncello. Non so se l'assessore ti può aiutare nel capire questo. Possiamo uscire questi forse? Sì, ma possono fare... Sì, siamo qui. Innanzitutto, prima di rispondere a questa domanda, ci troviamo qui con l'assessore alla sanità Lanzarin, perché si è appena concluso il tavolo con la Federazione regionale dell'Ordine dei Medici e sono state prese delle decisioni su come intervenire, soprattutto per quanto riguarda anche le disposizioni per i medici di base, giusto Assessore? Sì, è appena finito il tavolo con l'Ordine dei Medici. Domani ricordiamo che abbiamo convocato un altro tavolo con l'Ordine dei Medici, l'Ordine dei Farmaci, l'Ordine degli Infermieri, con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e anche le farmacie, appunto per fare il punto, l'aggiornamento e anche per capire un po' le ultime disposizioni, perché noi sappiamo che sono disposizioni in continua evoluzione. La famosa circolare del Ministero è in continua lavorazione rispetto appunto all'utilizzo dei tamponi e rispetto alle misure, quindi siamo in attesa anche dell'ultima e quella definitiva. Ecco, mi chiedono dallo studio, ci si sta interrogando continuamente su come possa essere stato possibile un contagio al Cafoncello. Lei è in grado di rispondere, può dare insomma qualche notizia in più? Ma non abbiamo notizie, è un po' la stessa cosa io credo del primo contagio a Schiavonia. Sono una persona già compromessa all'interno appunto con quadro clinico avanzato e va ricordato insomma perché la persona aveva problemi cardiaci, cardiologici, aveva problemi appunto legati a una cronicità ben definita e quindi rientra in quelle che sono sicuramente dei soggetti che sono più a rischio, l'abbiamo detto. Ecco, quello che è stato sottolineato proprio dal Presidente della Federazione, Francesco Noce, è che nei prossimi giorni i medici di base potranno continuare a lavorare, a prestare servizio, ma con delle disposizioni precise, ovvero adotteranno l'utilizzo della mascherina e obbligatoriamente dovranno effettuare un tampone ogni 3 giorni, così per 15 giorni, in modo che se nel frattempo, mentre quei giorni insomma passano e sono venuti a contatto con qualche persona che appunto ha contratto il virus, si può vedere e in quel caso si può anche intervenire. C'è stato fatto presente anche come in realtà la nostra sanità, Assessore, si stia dimostrando molto preparata nonostante il forte stress che si stia comunque a cui si stanno sottoponendo tutti i medici, insomma il personale sanitario sia negli ospedali che negli studi medici, quindi ci stiamo facendo vedere preparati, attenti e precisi nonostante anche i timori o la confusione. Ma sicuramente quindi il nostro ringraziamento va in primis a tutti gli operatori del sistema sanitario del Veneto che si stanno dimostrando all'altezza, disponibili e quindi perché sappiamo che sono i soggetti che sono all'interno delle nostre strutture, quindi il ringraziamento prima di tutto. Dopodiché chiaramente c'è un sistema che sta funzionando, un sistema che noi non vogliamo mettere in discussione e in crisi, per cui tutte le attività stanno continuando con le dovute cautele, ma tutte le attività normali all'interno delle nostre
nostre strutture ospedaliere o delle nostre strutture distrettuali stanno continuando, e questo credo sia importante. Ecco, un'altra disposizione che ora è stata data è che tutti gli operatori sociosanitari ospedalieri dovranno utilizzare la mascherina, mentre prima non era così, differentemente invece per chi offre servizi pubblici, lavora in uffici, perché in questo caso invece non è obbligatoria, mentre ora invece lo è diventato per tutti gli operatori sociosanitari ospedalieri. No, allora abbiamo discusso con i medici, con l'ordine dei medici su queste indicazioni, sia quelle relative agli medici di medicina generale sia quelle degli ausili. Saranno indicazioni che noi comunque sottoporremo al Comitato Nazionale, quindi al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità, perché crediamo che siano delle misure che devono poi trovare lo spazio all'interno della circolare ministeriale, quindi vengano anche sottolineate e suffragate da quella che è poi la circolare ministeriale rispetto appunto al non depauperare il territorio e quindi a far sì che i medici di medicina generale possano continuare a fare la loro azione se, ricordiamoli, negativi ma che sono venuti in contatto con dei positivi ripetendo il test, oppure per quanto riguarda l'utilizzo appunto di questi presidi di tutela e di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie. Però sarà una discussione che faremo probabilmente oggi pomeriggio in videoconferenza. Ecco, il Presidente Noce ha ribadito il fatto che spera che questa osservazione venga tenuta in considerazione e quindi attuata. Ma sicuramente da parte nostra, sapete, abbiamo comunque previsto un ordinativo importante di tutti i presidi necessari, mascherine, guanti, camici, e quindi siamo pronti ad affrontare appunto esigenze di questo tipo. Ecco, prima di lasciare andare, perché ovviamente l'assessore ha molti impegni e cose di cui discutere, altri tavoli. Quanto manca e tra l'altro insieme alla chiusura del procedimento di tampone, diciamo, per tutti i residenti di Vo, dove ricordiamo restano 33 persone, no? Nonostante diciamo, l'alto numero di tamponi effettuati. Quanto manca alla fine di quel procedimento? Ecco, Assessore, mi chiedono quanto manca alla fine del procedimento, insomma, per quanto riguarda i campioni di chi era a Vo. Ma adesso io il numero preciso non lo so che tipo ieri sono stati fatti 900 test, il giorno prima mi sembra 250-300, oggi i numeri saranno così, quindi credo che in un paio di giorni avremo concluso lo screening di tutto il comune di Vo. Ecco, questo servirà anche per capire se continuare a portare avanti l'ordinanza. A questo punto i risultati saranno abbastanza indicativi. Ma sull'ordinanza c'è una discussione a livello centrale e capiremo appunto con il governo e con le altre regioni, credo alla volta di domani, quale sarà poi appunto le esigenze, le necessità, con numeri e quadro ben in mente. Capiremo appunto sulla reiterazione dell'ordinanza e di che tipo. Ecco, un'ultima domanda vorrei fare all'assessore Lanzarin, perché ci è stato reso noto un dato molto importante da parte del Presidente della Federazione Regionale dell'Ordine dei Medici, ovvero che sono diminuiti gli accessi nei pronto soccorso. Stiamo parlando di una diminuzione da 4.300 a 2.200. Questo è un segnale importante, perché hanno voluto sottolineare proprio qui alla conclusione del tavolo che si è tenuto insomma il buon comportamento da parte della popolazione, da parte dei veneti. Non solo le stanno rispettando ma stanno proprio decidendo di non affollare proprio il pronto soccorso se non per casi in cui ne è effettivamente richiesto. Sì, io credo che, che questo sia sinonimo di responsabilità, di aver capito anche di cosa stiamo parlando, quindi le normali misure di igiene pubblica e le attenzioni rispetto ai luoghi di grande aggregazione e quant'altro stanno funzionando, quindi noi abbiamo dati che ci dicono che anche gli ambulatori dei medici di famiglia sono comunque meno frequentati come i pronto soccorsi, perché la nostra intenzione, e la ripeto, è quella di mantenere comunque operativa al massimo la strutture sanitarie, compresi il pronto soccorso, e quindi essere pronti per le emergenze che ci sono di vario tipo. Assessore, cosa ci aspettiamo per le prossime ore? Sappiamo che domani qui nella sede centrale della Protezione Civile ci sarà una riunione, una task force con i medici, ma fino a domani come siete organizzati?
Ma noi siamo qui perennemente in collegamento con la sede nazionale della Protezione Civile, tra riunioni tecniche e politiche, e analizzeremo e vedremo l'evolversi della situazione. Ecco, se non ci sono altre domande dallo studio, noi liberiamo l'assessore Lanzarin, la ringraziamo per la sua disponibilità. Certo, grazie Ilaria Marchiori, grazie. Grazie assessore, arrivederci. Grazie, a dopo allora per altri aggiornamenti, Ilaria. Nel frattempo, se tu ritieni, abbiamo pronto quel video dell'ULSS 4. Vediamo. Allora, dal PC il video dell'ULSS 4 Veneto Orientale su come lavarsi correttamente le mani. L'igiene delle mani rappresenta la misura più importante, fondamentale, per prevenire la trasmissione degli agenti infettivi, quali per esempio il coronavirus. Le mani sono veicolo e fonte di trasmissione di agenti infettivi. Il semplice toccare una superficie, toccarsi il viso, toccarsi le mucose, il naso o gli occhi rappresenta una fonte di possibile contagio. Pertanto tutte le persone, tutti noi stessi, noi tutti i cittadini, dobbiamo impedire questa trasmissione attraverso una semplice azione e vigorosa di igiene delle mani. L'igiene delle mani può essere fatta con acqua e sapone comune, con acqua e detergente per almeno 1 minuto, oppure in tutte le situazioni in cui ci troviamo dove non è disponibile l'acqua e il detergente, e quindi in un supermercato, in pullman, in aree diciamo dove appunto non c'è la possibilità di avere l'acqua e il detergente, l'utilizzo delle soluzioni alcoliche che hanno una... Parola al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Aspettiamo qualche istante anche perché appunto avevamo più pagine aperte, ma questo insomma mi sembra un video che spiega chiaramente quello che si deve fare, quell'operazione semplice per quanto riguarda appunto l'igienizzazione e la pulizia delle mani. Facebook credo che sia. Riusciamo a rivedere Luca Zaia, l'intervento di poco fa in diretta proprio su Antena 3 con il bilancio di queste ultime ore, appunto quando a microfono Ilaria Marchiori chiarisce gli sviluppi di questa notte e stamattina. Vediamo. Presidente, la situazione attuale. La situazione attuale rispetto allo scorso bollettino di questa mattina che abbiamo dato sono 71 contagiati, si confermano i focolai, detti anche cluster del Veneto, ovvero Vo Euganeo, che è stato la prima realtà con i 2 contagiati iniziali, e poi abbiamo ovviamente il cluster di Venezia, il cluster di Mestre, l'altro focolaio di Limena, e poi Treviso, e poi ovviamente per finire Mira Dolo. Quindi 71 contagiati più 13, e questi però, va detto, sono gli esiti dei tamponi fatti sui contatti dei primi contagiati. C'è anche da dire che la gran parte di questi contagiati non sono sintomatici, non sono ricoverati, ma stanno semplicemente a casa come qualsiasi influenza. Adesso avrete un nuovo collegamento con il Premier Conte, quali sono le richieste che arrivano? Ma guardi, io avevo inteso che c'era già stamattina, immagino che in giornata ci sarà un collegamento. Allora, le richieste sono sotto il profilo degli interventi straordinari per l'economia, perché chi ha visto Venezia, chi sa che il Veneto vive di industria turistica con 18 miliardi di fatturato, sa che il Veneto non può permettersi di fermare le attività per una settimana. Il Veneto non si può permettere questo screditamento globale che avviene tramite i media internazionali. Quindi grazie a voi che state portando invece avanti la verità, che è quella che non c'è psicosi, che non ci sono pericoli, ma che dobbiamo prendere atto che abbiamo un virus influenzale, definiamolo così, che va contingentato perché è contagioso, ma la cui letalità è bassa. Presidente, ad oggi la zona rossa è solo Vo Euganeo? Ma si sa, anche questa partita della zona rossa ovviamente è riconducibile alle prime scelte, alle prime ordinanze che abbiamo fatto. Vo Euganeo resta, diciamo, l'epicentro, se così vogliamo definirlo, ma non necessariamente collegato agli altri contagi. Vo Euganeo
è la sede dei primi 2 contagiati, dei quali uno deceduto, il signor Trevisan, però è pur vero che la località di Limena è un altro cluster con i fatti delle ultime ore piuttosto che le altre realtà, quindi Miradolo con i 4 contagiati che si confermano, Venezia con i 4 contagiati che si confermano. In generale voglio diffondere tranquillità, nel senso che siamo davanti a un virus simi-influenzale, dagli effetti dell'influenza sull'80% delle persone che vengono contagiate guariscono automaticamente da sole, c'è una bassa mortalità e sicuramente oggi siamo nelle condizioni di dire che l'unica nostra preoccupazione è di non avere tanti contagi, per il tema che se avessimo anziani debilitati da mettere in terapie intensive a un certo punto finiscono anche i posti, solo questo. In questo senso l'immagine dell'Italia che sta arrivando in Europa... Ma è vergognosa, guardi, è vergognosa, ma è vergognosa che anche le istituzioni europee avvallino queste cose. Mi ha appena telefonato un inglese dicendomi che a Londra si diffondono notizie di quasi da appestati rispetto alle regioni del nord. Questo è scandaloso, è ancora più scandaloso che l'Europa addirittura avvia le messe in quarantena dei cittadini che lavorano dentro il Parlamento europeo o i rappresentanti che vengono dalle zone del nord, ma questi forse non si sono resi conto che gli unici che fanno i controlli siamo noi, che comincino a farli anche loro. Presidente, scusi, ci sono 2 problemi tecnici, adesso mi dicevano. Prego. Cioè, in più di un ospedale ci sono dei reparti chiusi perché vanno sanificati. E lo facciamo. Perfetto. E c'è anche il problema che molti medici di famiglia sono giustamente in quarantena perché sono venuti a contatto con i pazienti infetti. Quindi come state riorganizzando il sistema? Perché ci sono anche i pazienti ordinari, con i reparti chiusi e i medici di famiglia a casa, avete un elenco di sostituti? Come vi state riorganizzando? Sì, no, guardate, lì siamo sul pezzo, peraltro abbiamo avviato anche, e poi daremo comunicazione dei numeri, anche un'assunzione straordinaria a tempo indeterminato ancora del personale infermieristico, premesso che noi in questi 10 anni abbiamo aumentato il personale infermieristico e anche gli operatori sociosanitari. Per quanto riguarda i medici che sono in isolamento volontario, se non ricordo male sono al di sotto di una decina dai dati che abbiamo noi, 8 sono. E proprio per questo motivo anche lì si provvede alle sostituzioni. Non è questo il fatto che ci preoccupa di più il fatto che dobbiamo disinfettare e ripristinare i reparti, fare ovviamente i controlli di routine che si fanno sui contatti rispetto ai contagiati ed eventualmente attivare in caso di positività il tema dell'isolamento fiduciario. Ha chiesto al Premier Conte di attivarsi con l'Europa affinché non sia immobile? Ma guardi, io ne ho parlato l'altro giorno alla presenza anche del ministro Di Maio e di mezzo governo, perché se non ricordo male c'era il ministro Gualtieri che ho visto e il ministro Speranza che sento oggettivamente più volte al giorno e col quale ho un ottimo rapporto, insomma ci confrontiamo. Io ho chiesto reciprocità, perché noi abbiamo il problema di chi entra da noi, perché non dimentichiamoci che bisogna verificare anche quelli che arrivano da noi se vengono da zone dove si fanno i controlli, però è pur vero che non possiamo non pretendere dei partner europei, quindi adesso parlo di Europa, è un tema di reciprocità, non esiste che si leggono cose e procedure che metti in piedi il Parlamento europeo, le autorità di Bruxelles e poi vai a vedere rispetto a quello che fanno per la loro comunità è praticamente zero. C'è il rischio di contagio nell'ospedale di Treviso, visto che la signora deceduta era ricoverata dal 7 febbraio? No, guarda, innanzitutto stiamo parlando di un virus simil-influenzale che dà una mortalità inferiore a molti virus influenzali che abbiamo conosciuto nella nostra storia. Questo è bene ricordarlo. Se non ricordo male, l'anno scorso in Italia per l'influenza sono morte purtroppo 7.000 persone. Allora, è bene che guardiamo in faccia la realtà. Qui ci stiamo preoccupando di più perché? Non per la letalità, che c'è ma è bassa, per il fatto che il contagio è molto più rapido e quindi ci potrebbe mandare in crisi tutto il sistema della sanità e anche il sistema produttivo. Direi però di utilizzare i termini giusti, nel senso che oggi i termini giusti sono ringraziare i nostri dipendenti della sanità, cercare di osservare le indicazioni che diamo, che sono quelle di lavarsi spesso le mani, di non andare in luoghi affollati e quant'altro, semplicemente per non diffondere il contagio, ma non è la peste. Due domande. Tamponi, state pensando di cambiare i criteri? Non dobbiamo cambiare i criteri, nel senso che i criteri sono quelli dell'Istituto Superiore della Sanità. Vi annuncio già che il tema dei tamponi è un tema che è in elaborazione, ci sono già le prime indicazioni.
ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità, che io condivido, perché l'avete visto da soli, i tamponi, noi ne abbiamo fatti 4.000, c'è un paese intero come la Francia, penso ne abbia fatti 700-800, una roba del genere. Questo dà una dimensione, chi cerca trova, chi non cerca non trova, il che non vuol dire essere degli irresponsabili, però le linee guida anche OMS ci dicono che il tampone va fatto al cittadino sintomatico, oppure ai contatti nel momento in cui c'è la persona con la malattia, punto. Ecco, le 13 persone in più di oggi rispetto a ieri sono di Vo, da dove arrivano? Sostanzialmente si incrementa uniformemente, in particolar modo Vo, perché quello è cluster, è il focolaio molto probabilmente dove e questo ci potrebbe anche dare una prima spiegazione. Forse il primo focolaio è stato proprio quello di Vo. Prova sia che l'incremento dei tamponi positivi c'è, però è pur vero che a Vo si sono fatti molti tamponi, a differenza delle altre realtà, ma questo non cambia nulla, perché dico... Grazie, togliamo l'audio. Dalla sede di Marghera, non so se Ilaria già ci sente, ma è uscito di nuovo il governatore Luca Zaia. Ilaria, cosa hai sentito fino ad adesso? Ci sono ulteriori novità? Sì, eccoci qui, è appena uscito il governatore Zaia, a breve ci collegheremo, eccoci qui governatore. Allora, velocissimo, si è appena concluso il tavolo con la Federazione Regionale dell'Ordine dei Medici. Sono state prese delle disposizioni innanzitutto per quanto riguarda i medici di base, ovvero utilizzeranno le mascherine, dovranno sottoporsi a un tampone ogni 3 giorni, così per 15 giorni. Soprattutto un dato importante... No, scusi. I medici di base dovranno sottoporsi a un tampone nel momento in cui hanno avuto un contatto con un, certo, con un positivo, e dovranno avere un richiamo al tampone. Non è che i medici di base fanno tutti il tampone, perché sennò passa un'idea che bisogna fare. Infatti lo davamo per scontato. E il tema dell'utilizzo delle mascherine è un fatto anche di rispetto nei confronti dei pazienti, visto e considerato che il medico di base è di fatto il pivot. Però è bene ricordare che i medici di base faranno tutta questa attività utilizzando moltissimo il triage telefonico. Chiediamo l'impegno ai cittadini di evitare di andare nei laboratori per quanto sia possibile, ovviamente se non strettamente necessario, e ricordiamo anche che quella che fu l'iniziativa super contestata in Veneto della ricetta dematerializzata, oggi per fortuna, dobbiamo dire per fortuna che l'abbiamo fatta, cioè significa che il cittadino sente il medico di base al telefono, il medico di base gli fa la prescrizione e il cittadino trova già la ricetta digitale presso la farmacia dove fare gli acquisti, quindi non c'è neanche bisogno che qualcuno vada dal medico a ritirare una ricetta cartacea. Ecco, questo è importante proprio da sottolineare, ed è uno degli aspetti che hanno voluto sottolineare proprio anche a conclusione del tavolo, ci può aiutare a capire qualcosa da di più. capire anche per i cittadini. Assolutamente sì, nel senso che c'è una bella squadra con i medici di base e i medici ospedalieri, tutti che sono degli autentici eroi e che ci permette di rispondere a questo virus. Ecco Presidente, mi chiedono dallo studio se ci può aiutare a capire qualcosa di più per quanto riguarda Treviso. A Treviso abbiamo i 2 casi che sono ormai noti, e purtroppo la signora è deceduta ieri sera per malattie e per patologie pregresse. Anche qui cominciamo a dire le cose come stanno, nel senso che sono quadri clinici complicati che poi hanno anche il coronavirus, ma la signora aveva altre patologie che non posso stare qui a dire per ovvi motivi di privacy, però il quadro clinico era complicato. E dall'altro Treviso il cluster, perché diventa focolaio quando ha due soggetti, cioè Treviso ha avuto questi 2 soggetti positivi, e dall'altro voglio ricordare che dei 71 soggetti regionali la metà, se non anche di più, sono soggetti che sono asintomatici, cioè sono soggetti che sono positivi, probabilmente hanno avuto la sindrome influenzale e hanno sviluppato gli anticorpi, o sono asintomatici, punto e basta, perché poi ricordiamo che su 100 ammalati 80 guariscono naturalmente, 15 hanno bisogno di cure, 5 hanno bisogno di cure intensive ospedaliere, e di quei 5
il 3% di quei 5 significa lo 0,15%, ha bisogno, purtroppo mette a rischio la propria vita, ma siamo a livelli di mortalità decisamente bassi rispetto a grandi influenze che abbiamo conosciuto. Perché ci attiviamo? Perché questo virus ha un alto contagio e l'alto contagio significa mettere a repentaglio anche i servizi di base che sono rappresentati ad esempio dal tema degli ospedali, perché se si ammalano i medici significa che non riusciamo ad aprire gli ospedali. Questa è la grande preoccupazione, oltre che quella economica. Il Presidente Noce ha anche sottolineato come... Sì? Ilaria, scusami, ci diceva Lina Paronetto, che era in collegamento prima dalla prefettura di Treviso, che ha sentito dal presidente di Union Camere Veneto, Mario Pozza, di aver girato o consegnato al presidente Zaia una lettera... Nicola, scusa, passo la... Sì, vai. Sì, Nicola, sì. passo velocemente per l'ultima domanda Sì, l'auricolare al presidente, perché poi deve veramente scappare. Presidente, buongiorno. Prego, buongiorno. Buongiorno. Ci vediamo alle 19:30 qui, Presidente. Noi l'aspettiamo per gli aggiornamenti in diretta, se ci aiuta a dare notizie vere. Sì. Grazie, Presidente. Allora, ci diceva Lina Paronetto, che era in collegamento... Grazie, buon lavoro. Che ci diceva, grazie a lei, era in collegamento dalla prefettura di Treviso, dove c'era il collegamento, dove c'era la riunione in prefettura, che Mario Pozza, il presidente di Union Camere Veneto, le ha consegnato, le ha girato una lettera nella quale le categorie chiedono ufficialmente a lei di non prorogare l'ordinanza di questa settimana. Come ha risposto, come risponderà? Ma guardate, cioè, al di là che c'è sempre la ricerca della notizia, l'ordinanza esce se il comitato scientifico e quindi gli esperti danno indicazioni. Considerate che comunque poi ci confrontiamo col Ministro, con l'Istituto Superiore della Sanità, con il Governo e ovviamente principalmente con le altre regioni, cioè non è che Luca Zaia decide l'ordinanza punto e basta, cioè, cerchiamo anche di avere un gruppo di lavoro che dia anche una validazione scientifica e tecnica a tutto questo. Benissimo. Grazie, Presidente. Ci vediamo buongiorno. alle 19:30, dove appunto, lo ricordiamo, ci sarà questo aggiornamento con il governatore Luca Zaia nel nostro studio, proprio perché sarà passata intanto un'altra giornata, ancora raccontando quello che succede. No, possiamo pure restare con Ilaria Marchiori, perché ovviamente... Ilaria, intanto tu hai ascoltato le altre novità e è giusto precisare molte cose che ha ribadito anche il governatore Zaia oggi, cioè come al di là dell'utilizzo della mascherina, i rifornimenti che stanno arrivando arriveranno ulteriormente in questo weekend, anche altri tamponi come abbiamo sempre detto, ma i medici che dovessero aver avuto contatti con persone che hanno il coronavirus confermato dovranno... Specifichiamolo bene, esatto. questo sì. Dovranno allora, in questo sottoporsi, caso poi sì, esatto, dovranno sottoporsi a un tampone ogni 3 giorni e poi per 15 giorni il tempo di incubazione. C'è un altro aspetto che è emerso poi a conclusione del tavolo che vorrei sottolineare, ovvero hanno ribadito, e questo è importante che lo comunichiamo proprio a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento, che non c'è alcuna emergenza nell'ambito dell'unità operativa di emergenza, ovvero ci sono in sintesi posti letto sufficienti perché finora per quanto riguarda il Veneto sono 8 quelli occupati da pazienti che hanno contratto il coronavirus, quindi anche da questo punto di vista hanno voluto ribadire una totale disponibilità e soprattutto anche per tranquillizzare le persone che magari temono che non ci siano posti a sufficienza, perché invece non è così e attualmente hanno voluto proprio ribadire questo concetto, ce ne sono a sufficienza per chi insomma dovesse averne bisogno, sperando che non ce ne siano altri. Chiarissimo, appunto, anche perché ha detto che casomai dovesse incrementare il numero di persone che ha il coronavirus, potrebbe mettersi in crisi non solo il sistema produttivo, come abbiamo detto, ma anche il sistema sanitario, e tant'è che ha ricordato appunto le assunzioni straordinarie. Ilaria, ci sono altre novità? Adesso cosa succede lì? Sì, solamente vi volevo dare degli ultimi numeri che ci sono stati resi noti, ovvero hanno parlato
più e più volte questa mattina alle ore 12 proprio qui nel centro, nella sede centrale della Protezione Civile a Marghera, con una task force dove ci saranno medici e tutte le persone competenti per poter vagliare al meglio la situazione. Va bene Ilaria, grazie per questi aggiornamenti, torniamo da te tra poco. Grazie. Ovviamente 6 altre novità, poi vedo anche appunto il Gazzettino riporta oggi della bimba di 8 anni che ha il virus ma senza sintomi della malattia, quello che abbiamo raccontato anche questa mattina. Nicola, altro? Allora sì, no, se sei d'accordo adesso lo vediamo per intero il video del come lavarsi le mani? Sì, ok, sì. Ho tolto qualsiasi altro elemento di disturbo, allora lo vediamo dall'inizio perché è importante anche capirlo. L'igiene delle mani rappresenta la misura più importante, fondamentale, per prevenire la trasmissione degli agenti infettivi, quali per esempio il coronavirus. Le mani sono veicolo e fonte di trasmissione di agenti infettivi. Il semplice toccare una superficie, toccarsi il viso, toccarsi le mucose, il naso o gli occhi rappresenta una fonte di possibile contagio. Pertanto tutte le persone, tutti noi stessi, noi tutti i cittadini dobbiamo impedire questa trasmissione attraverso una semplice azione e vigorosa di igiene delle mani. L'igiene delle mani può essere fatta con acqua e sapone comune, con acqua e detergente per almeno 1 minuto, oppure in tutte le situazioni in cui ci troviamo dove non è disponibile l'acqua e il detergente, e quindi in un supermercato, in pullman, in aree diciamo dove appunto non c'è la possibilità di avere l'acqua e il detergente, l'utilizzo delle soluzioni alcoliche che hanno una percentuale di alcol del 60-70%. Quali sono le tecniche corrette per eseguire l'igiene delle mani? La tecnica che si utilizza per l'igiene delle mani sia con acqua e sapone e quindi con soluzione alcolica è identica, nel senso che anche il sapone e la frizione deve arrivare appunto su tutta la superficie cutanea. L'unica cosa è che ci sarà un risciacquo sotto l'acqua corrente e dopo esserci risciacquati ci sarà la procedura di asciugamano, appunto con l'asciugamano di cotone appunto, o con delle salviette. Vediamo adesso la tecnica di frizionamento con le soluzioni alcoliche. Prelevo una quantità di soluzione alcolica, faccio in modo che le mani, che tutta la mia cute arrivi a essere decontaminata con la soluzione alcolica, palmo contro palmo, dorso contro dorso. A questo punto incrocio le dita, eseguo una frizione negli spazi interdigitali, chiudo le dita e continuo a frizionare per dare la possibilità di decontaminare tutti i dorsi delle 5 dita, friziono il pollice della mano controlaterale e per ultimo eseguo una decontaminazione delle unghie con un movimento di rotazione. A questo punto, dopo 20-25 secondi di questa procedura, le mani si sono asciugate e sono decontaminate. In questo modo ogni persona sa che le sue mani decontaminate non sono più fonte e veicolo di trasmissione degli agenti infettivi. Sentito la parte dell'intervento. Molto chiaro dunque questo video dell'ultimo mixer Veneto Orientale. Allora adesso la pubblicità, poi andremo a Euganeo.